Assessore Vaccaro, oggi una mattinata in compagnia di tanti ragazzi che con la mototerapia sicuramente arricchiranno la loro giornata e avranno un'esperienza, diciamo, per loro importante. Sì, abbiamo voluto chiudere quest'anno con questo evento ad Agrigento, alla Villa Bonfiglio, che credo si addice perfettamente. C'è anche uno splendido sole e ringrazio Rosario perché è merito suo che da anni si dedica alla mototerapia. E la mototerapia è qualcosa che sicuramente regala un momento di gioia a questi bambini che purtroppo sono dei bambini sfortunati perché hanno delle disabilità varie e quindi riescono a socializzare poco, ma grazie alla mototerapia noi magari riusciamo a regalare un sorriso e una gioia a un'intera famiglia e di questo ne vado fiero. Mi dispiace che non ci sia l'assessore Vullo per problemi suoi personali, ma spero verrà più tardi perché si è impegnato molto per avere tutte le autorizzazioni e realizzare questo evento e quindi sicuramente il merito va anche a lui. Ma come ha detto Rosario poc'anzi stiamo cercando di intraprendere un protocollo d'intesa per istituire ad Agrigento delle giornate fisse dedicate alla mototerapia e quindi a questi bambini. Ecco, oggi un'iniziativa sotto le feste di Natale qui a Villa Bonfiglio, ecco, fattivamente cosa state facendo? Oggi portiamo nuovamente la mototerapia ad Agrigento, i piccoli supereroi avranno l'ebbrezza e proveranno l'ebbrezza di venire in moto con me e sentiranno l'adrenalina, il senso di libertà qui in questa moto. Avete in previsione altre iniziative sempre qui in città sotto le feste? Abbiamo un fittissimo appuntamenti e calendari insieme anche in collaborazione all'amministrazione comunale che ringrazio. Tutto il 2022 stiamo iniziando a creare degli eventi mensili proprio per non lasciare soli i ragazzi, le loro famiglie e portare avanti sempre più l'inclusione sociale. Ecco, quanto è importante la mototerapia anche da un punto di vista neurologico? Guardi, è importantissima perché questi bambini dopo un evento di mototerapia sono più rilassati, sono più tranquilli, i genitori ci dicono che hanno un feedback positivo, quindi avanti tutta, viva la mototerapia. Assessore, anche lei è presente a questa iniziativa? Ma queste sono delle iniziative che l'amministrazione comunale continua a sposare perché attraverso, diciamo, quella sensibilità particolare che dobbiamo mettere in campo tutti rispetto a questi temi, ma soprattutto rispetto all'aiuto e all'accoglienza a quelle associazioni come Motor Life che fanno mototerapia. Io ho avuto l'opportunità di conoscere questi ragazzi che fanno un lavoro straordinario, sono rimasto veramente particolarmente colpito da questa attività di aiuto ai soggetti disabili che attraverso questo sport, attraverso la mototerapia riescono a realizzarsi, anche a realizzare un sogno, ad allontanare alcune diciamo, negatività che sfortunatamente sono legate alla disabilità e quindi noi come amministrazione comunale, il mio assessorato alle politiche sociali in collaborazione con l'assessorato sanità con il dottore Vaccaro saremo sempre attenti e cerchiamo anche in futuro attraverso queste iniziative di essere vicini a questo tipo di categorie che sono delle categorie che vanno attenzionate e l'amministrazione comunale deve essere assolutamente sensibile e attenta a queste dinamiche.